volte. Allora, siamo al 6 gov. allora colleghi, siamo al 6 gov, c'è la riscrittura. Come? Il governo aveva annunciato un subemendamento. Sì, il 6 gov 1. No, c'è un'ulteriore riscrittura al 6 gov 1, ma anche che gli scrivessimo la pace nel mondo, già ho capito così, a sensazione che c'è una richiesta di voto segreto, quindi me la dia. Prego, onorevole Catanzaro, che vuole dire? Ha fatto così. Lei quando sente voto vedo che ha una sorta di calamita. Stia seduto, stia calmo. Allora abbiamo il subemendamento 6 gov 1. Nei vostri tablet, onorevole Catanzaro? Non l'ho capito. È una loro prerogativa. Allora, 6 gov 1, avete la riscrittura sui vostri... Chiedo ai colleghi di prendere posto, se volessero votare. Allora, 6 gov è sul tablet, il 6 gov 1 lo stiamo caricando. Il 6 gov 1 lo stiamo distribuendo, caricando. L'ho capito, infatti non metto in votazione nulla sin tanto che non è caricato sui tablet. Prego, onorevole Catanzaro, ha chiesto di intervenire. No. Allora che ha fatto? Che ha fatto così? Che vuole dire? Il 6 gov 1 non lo chiede il voto segreto. Come? Il 6 gov 1 che è il subemendamento non lo chiede il voto segreto, lo chiede sul 6 gov. Va a fare, perderemo tempo inutile. Lei chiederà due. Onorevole Catanzaro, noi stiamo andando avanti col 6 gov 1. Sì, prego. No, non si sente nulla. Ora può parlare. Prego. Già Prego. io ho letto il 6 gov 1, abbiamo fatto 7 riscritture, continuiamo con le riscritture e ho annunciato, qualora possibile sul 6 gov 1, la richiesta da parte mia del voto segreto su questa riscrittura L'ha del annunciata governo. sul 6 gov, comunque è inutile che le lo chieda sul 6 gov 1, lo chiede poi sul 6 gov. Sul 6 corretto? gov, 6 Formalmente è gov così, parlo, giusto? 6 gov. Ok. Il 6 E gov. allora intanto votiamo il 6 gov 1. Dopo può chiedere richiesta di voto segreto sul 6 gov. Ok. Va bene? Va bene. Grazie. Allora, sul 6 gov 1 il parere chiaramente del governo è favorevole, il parere della commissione immagino sia favorevole. Come? Parere del governo è cambiato? Sì, no, non è cambiato. No. Scusate, volevo soltanto fare un'osservazione. Ho inteso che vi sarebbe l'intenzione dell'opposizione di chiedere il voto segreto anche sul sub presentato a seguito. Ah, no. Assessore, No. sul 6 gov. Sì, sul 6 gov che cosa? Il 6 gov ha un subemendamento che è il 6 gov 1. Sì. Sul 6 gov 1 non c'è richiesta di voto segreto, sul 6 gov l'onorevole Catanzaro ha già preannunciato che c'è una richiesta di voto segreto. Quindi anche se passasse il 6 gov 1, in tutti i casi poi ci sarà da superare l'ostacolo del 6 gov. Sì, ho capito, però volevo dire questo. Siccome è stata annunciata la richiesta di voto segreto sull'articolo anche come risultante dopo il 6 gov 1, se ho ben inteso, e siccome mi pare che fino ad ora il governo ha cercato di trovare il più ampio consenso in aula, io, di fronte alla richiesta di voto segreto, evidentemente le modifiche sono state fatte, noi abbiamo inteso farle secondo il senso indicato per al fine di avere il più ampio consenso in aula. Se questo ampio consenso in aula non c'è, io chiedo che venga un momento accantato, perché mi pare di aver compreso. Assessore, ascolti, tanto qui, prima o poi, no, glielo dico per la misera esperienza che ho, prima o poi dovremo arrivare a un punto di votare le cose. Pertanto, se non ci siamo riusciti fino a questo momento, questo continua a accantonare, noi avremmo approvato stasera 3 articoli forse, se ci sono i numeri bene, diversamente niente. Allora, vorrei essere ancora più chiaro. Non è intenzione del governo fare una prova, come dire, di forza o insistere su un emendamento che non sia condiviso. Chiaro? Questo è il punto.
Quindi se continuiamo a registrare una non condivisione e non vi è una disponibilità a sedersi per trovare i punti condivisi, il governo lo ritira. Dico, sia chiaro. Vabbè, accantone e poi si vede come fare. Prego, onorevole Spada. Presidente, il governo si sta assumendo la responsabilità di ritirare un emendamento che l'opposizione avrebbe votato nei confronti delle associazioni di volontariato. Quindi domani, quando le associazioni di volontariato non avranno l'esenzione del bollo, il governo si assumerà la responsabilità di avere ritirato l'emendamento e sarà una responsabilità vostra. Onorevole Noi Spada. siamo per l'esenzione del bollo nei confronti delle associazioni di volontariato, della protezione civile, della misericordia, delle ambulanze. Quindi il governo si assume la responsabilità di non votare l'articolo in aula perché non è in grado di gestire la sua maggioranza. Grazie. Onorevole Spada, però lei mi deve guardare negli occhi a me. Il 6 Gov 1 101% passerà. Il 6 Gov avrà una richiesta di voto segreto. Perché non rinunciate alla richiesta di voto segreto sul 6 Gov? Dobbiamo essere equilibrati. Intanto il 6 Gov 1, lei ha fatto la richiesta di ritiro, io la invito invece a farlo rimanere in aula. Poi se il 6 Gov sarà bocciato, sarà bocciato. Quindi il 6 Gov 1 lo mantiene, Assessore? Sì? No? Allora, Assessore... No, Assessore. Allora, onorevole Spada, da parte del Governo c'è la massima disponibilità a volere riscrivere l'emendamento e quindi l'articolo affinché comunque si possa dare, mi faccia completare, si possa dare un sostegno a tutte le associazioni di volontariato. Pertanto, se voi come gruppo, e mi rivolgo al capogruppo del Partito Democratico, non annunciaste un a prescindere voto a segreto sull'articolo 6, come? Ok, e quindi se si leva il 6 Gov si può andare avanti sul 6. Assessore, cosa vuole fare? Cosa vuole fare, Assessore?
Prego, onorevole Lombardo. Presidente, io mi permetto di ricordare all'assessore Dagnino e richiamo l'assessore all'attenzione rivolta al mio intervento. Dagnino. Che assessore Dagnino, la pregherei di prestare attenzione al mio intervento. Voglio ricordare all'assessore Dagnino... Chiedo ai colleghi di... scusi, l'onorevole Geraci. Onorevole. Prego, Posso? onorevole. Ora Sì. penso di sì. Allora, Assessore Dannino, per favore, sta parlando l'onorevole Lombardo. le vorrei ricordare che il 6Gov e poi il 6Gov1 che chiarisce l'aspetto degli scopi sociali che sono quindi cancellati dalla norma per consentire una migliore interpretazione della norma in sé, è il frutto della sintesi degli emendamenti di tantissimi deputati di quest'Aula, non solo del sottoscritto, ma ricordo così a memoria i colleghi De Luca, Cateno, Tomarchio, Grasso, Porto, penso anche l'onorevole Abbate, e anche di emendamenti che hanno poi precluso perché assorbiti emendamenti del Partito Democratico. Io non vedo nulla di eccezionale rispetto a una prerogativa che vuole esercitare il Partito Democratico, tra l'altro mi sembra un po' contraddittorio rispetto anche a quanto detto l'onorevole Spada, andare avanti su questa strada, e se c'è il voto segreto andiamo avanti col voto. Possiamo andare avanti benissimo, quindi non vedo il motivo per cui si deve ritirare il 6Gov e accantonare la norma. Chi ha chiesto di intervenire? Di Paola, prego, onorevole. Presidente, Governo, assessore, io intervengo, Presidente. Io intervengo, dico l'assessore ascolterà. È chiaro che su questa norma, assessore, che abbiamo riscritto, modificato, riscritto nuovamente più volte, ci sono stati interventi da parte dei colleghi, vedo che ancora su questa norma c'è, come dire, un continuo vai e vieni sulle modifiche. Presidente, io ho consigliato all'assessore Dagnino, considerando che su questa norma la maggioranza, ma anche altri colleghi parlamentari d'Aula hanno proposto varie modifiche e una sintesi su questa norma, assessore, non c'è, perché man mano l'abbiamo modificata e stravolta più e più volte. Il consiglio che abbiamo dato all'assessore, attenzione, è un consiglio che può essere ascoltato o non ascoltato. Iacomini, andiamo ai voti. È quello, un attimo Presidente, è quello di ritirare l'articolo. Dopodiché se l'assessore decide di mettere in votazione l'articolo, no. È chiaro, assessore, che... Stanno dicendo... È chiaro, no, lo può ritirare. Non può ritirare l'articolo, è al testo. Lo può stralciare. Il può ritirare l'emendamento, può ritirare l'articolo è al testo e rimane in aula. Sì, dico, ma lo può stralciare? No, lui non lo può stralciare ancora, però può chiedere eventualmente che venga stralciato. Perché è chiaro che se una forza d'opposizione sta chiedendo il voto segreto e l'assessore insiste, è chiaro che poi quel voto è un voto sull'assessore. Assessore Dagnino, quel voto, ovviamente se l'Aula risponderà favorevolmente, lei verrà salvato. Se l'Aula risponderà negativamente, è chiaro che adesso il voto è sull'assessore, perché è da più di 2 ore che parliamo di questa norma, Presidente Calvagno. Quindi è chiaro che il voto su questa norma, che sia l'articolo 6, che sia l'emendamento 6.gov, perché non ho più capito qual è l'emendamento, quanti emendamenti ha presentato l'assessore, è chiaro che è un voto anche sull'assessore. Quindi, assessore, io non so più come darglielo questo consiglio.
Onorevole Figuccia, l'ultimo intervento, dopodiché andrò avanti anche in maniera più spedita. Prego. Sì, grazie Presidente. Se per favore possiamo, Presidente, richiamare un attimo È lo stesso all'ordine, clima d'aula che perché c'era quando ha parlato Di Paola, quindi se i si è colleghi... creato veramente, sarò costretto ad alzare il tono della voce, perché Vabbè. questo clima che si è creato è irrispettoso intanto nei confronti Bravo. dell'Aula e poi nei confronti dell'assessore. Bravo. Volete una sfida? L'accettiamo! Andiamo al voto segreto e vediamo se reggiamo! Perfetto. Ma vi sfidiamo su questa cosa! Perfetto. Io penso che la maggioranza può Grazie, essere onorevole ancora una Fiducia. volta compatta! Volete un voto di fiducia? Andiamo a votare adesso! Adesso! Buttate la maschera! Presidente, votiamo! Bene, volevo ringraziare l'onorevole Figuccia per aver acquietato l'Aula e aver creato quelle condizioni che comunque in questi 3 anni ci hanno portato ad avere un discreto rapporto con le opposizioni. Onorevole Figuccia, se vuole intervenire anche dopo, le do serenamente la parola. Benissimo. Onorevole Grasso, prego, metta anche lei un altro poco di benzina sul fuoco. Presidente, assessori, colleghi, io come avete visto durante i lavori di questa finanziaria, di questo disegno di legge, ho evitato di intervenire perché sono rispettosa delle regole e rispettosa anche delle norme del disegno di legge che è pervenuto in aula e che è frutto e lavoro del Presidente Schifani e del Governo che lo sostiene. È vero che nel corso dei lavori con i colleghi parlamentari, esercitando il nostro diritto, abbiamo presentato degli emendamenti che sono aggiuntivi al testo perché sono stati presentati dopo l'esame in commissione del testo in Commissione Bilancio e pertanto non c'è stata una mancanza di interlocuzione fra il nostro assessore, i parlamentari o i parlamentari di Forza Italia. Oggi sono tutti persone che vengono qui a premere bottoni. Ciascuno di noi è portatore di interessi. Oggi rispetto a una norma e a un articolo che, ripeto, è stato condiviso non solo da noi, ma come è mia abitudine confrontarmi, il Presidente Cracolici lo sa, anche con i colleghi dell'opposizione di altri partiti autorevoli, chi ha più esperienza di me in quest'Aula, per questo citavo lei, Presidente, perché molte volte dico, ed è così, l'esperienza, la preparazione, dico, penso che rappresentano un valore aggiunto anche per chi è venuto dopo e quindi il confronto è sempre utile. Noi stiamo trattando e stiamo parlando di una norma che è di una proposta emendativa che sta a cuore a tutti, perché, ripeto, l'ho parlato io dopo con l'emendamento presentato da me e da altri colleghi, condiviso dal collega Sunzeri, è intervenuto l'onorevole Lombardo, sono intervenuti i colleghi del PD. Abbiamo cercato tutti insieme di migliorarla. Oggi trasformare il voto, e poi ciascuno si voterà col voto segreto, ognuno è libero di esercitare le proprie prerogative, però trasformare il voto su un articolo che è importante e che ha delle refluenze positive anche su coloro i quali svolgono attività di volontariato e lo fanno nei nostri territori a beneficio dei più fragili, mi sembra un atto che non è un voto contro l'assessore, perché l'assessore non ha bisogno del voto dell'opposizione o di chiunque dell'Aula per essere sfiduciato. Quindi l'invito è alla ragionevolezza da parte di tutti e votiamo serenamente l'articolo 6, perché così come abbiamo accettato altre proposte e cambiato e stravolto articoli perché provenienti anche dalle opposizioni e modificate, lo si possa fare in un clima di sana collaborazione da parte di tutti noi. Grazie. Va bene, emendamento 6-1, mantenuto o ritirato? 6-1, aspetta Rosellina per favore. 6-1, mantenuto o ritirato? Allora, scusatemi. No, assessore, sono arrivato. 6-1, mantenuto o ritirato? Il 6-1 è mantenuto. Benissimo, mettiamo in votazione l'emendamento 6-1. Ma che segreto tu un altro? Però, così, un secondino, ascoltiamoci. Onorevole Safina, è il 6-1.
Mettiamo anche sul 6gov1. No, il Gov 1 è modificazione del 6 Va bene. Lascialo stare, si è confuso anche lui. E l'ho capito, però se ogni volta alzate la mano e chiedete voto segreto non si sa manco cosa si sta votando. Onorevole Cracolici, lei ha tanti anni di legislature sulle spalle. 6gov1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Guarda che succede ora. Mettiamo in votazione l'emendamento 6gov. C'è richiesta di voto segreto? Benissimo. Vediamo se... Richiesta di voto segreto, chiedo l'accantonamento della norma, poi chi ritiene di fare la votazione. Si va avanti con il 6gov. Richiesta di voto segreto. Prima o poi dovrà votare quest'Aula. Non si può aspettare il 20 per fare tutte le votazioni. Facciamo la verifica dei richiedenti. Se i numeri ci sono, bene, se non ci sono, amen. Onorevole Figuccia, se si vuole sedere piuttosto che urlare ogni 5 minuti fa cosa gradita. Grazie. Allora, preciso che l'approvazione significa approvazione dell'articolo 6, la bocciatura è bocciatura. Ma non hanno idea neanche di quello che stanno votando. Eh sì. Colleghi, volete sapere quello che stiamo facendo? No, aspetta. Colleghi, stiamo mettendo in votazione il 6gov. Ricordo che in caso di bocciatura del 6gov decade tutto l'articolo. In caso di approvazione il testo è quello del 6gov. Mettiamo in votazione il 6gov. Chi è favorevole prema verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Verde. Chiuda. La votazione è conclusa. Favorevoli 37, contrari 27. È approvato. Onorevole Dannino, assessore Dannino, che lei era preoccupato. Andiamo adesso all'articolo 4. Assessore Dannino! No, assessore, così non funziona però. Lei deve essere un po' più dinamico. Andiamo all'articolo 4, c'è la riscrittura. 4. Prego, onorevole Di Mauro. Prego, onorevole Di Mauro. Presidente, no, vorrei un po' di attenzione da parte dell'Aula, Presidente Galvagno. Presidente Galvagno, vorrei un po' di attenzione, per favore, però vorrei un po' di attenzione da parte dell'Aula. Presidente. No, Presidente, vorrei un po' di attenzione da parte dell'Aula, tutto qua, niente di particolare. Io credo che quello che è successo poco fa sia, me lo lasci dire, anche un fatto abbastanza grave. Cioè l'indecisione del governo non solo determina un atteggiamento da parte della maggioranza che entra in confusione, ma anche l'opposizione trova spazio giustamente per fare valere le proprie ragioni. Ora, a prescindere dal fatto che trattando di servizi sociali io credo che tutti quanti non potevamo che essere d'accordo, io Presidente credo che sia arrivato il momento di avere contezza delle attività che dobbiamo fare in questa finanziaria. Se dobbiamo fare 20 articoli, 30 articoli, 120, quello che dite voi.
però non c'è dubbio che noi dobbiamo riunirci in una conferenza dei Capigruppo per stabilire il percorso, perché così, andando avanti in ogni articolo, se non c'è un'intesa di carattere generale, fermo restando, Presidente, che chi vuole chiedere il voto segreto lo faccia, è una responsabilità che si assume, ma così, con questo clima di confusione, con l'incertezza del Governo che teme giustamente di non volere bocciato un articolo, non possiamo più continuare. Noi dobbiamo stabilire il percorso con chiarezza, perché ce ne dobbiamo uscire da questa finanziaria a testa alta tutti quanti. Quello che si può fare oggi, quello che non si può fare oggi, non cade il mondo se si fa giorno 15 in un disegno di legge collegato. Cerchiamo di essere tutti quanti lucidi e cerchiamo di fare buona figura anche rispetto a chi guarda queste attività parlamentari. Grazie onorevole Di Mauro. Siamo all'articolo 4, c'era una riscrittura da parte del Governo. Assessore, ha depositato la riscrittura? Prego, onorevole De Luca. La riscrittura è 4.46R, è caricata tra i fuorisacco all'interno dei tablet. Presidente, io lo dico qua chiaramente a tutti i colleghi e lo voglio anche ribadire all'assessore Dagnino. Noi non abbiamo, ovviamente non siamo docenti all'università, ma certamente qualche cosa la vita ce l'ha insegnato. Una delle prime cose che ci ha insegnato è che nella vita bisogna essere corretti. Mi avete chiesto di riscrivere quest'articolo. Io l'ho fatto. Ma la riscrittura che il Governo ha presentato non c'entra completamente nulla con la riscrittura che ho fatto. Questo per chiarirci. Perché il Governo insiste nel creare l'ufficio di complicazioni, insiste nel fare una supercazzola, non una super ZES. Quindi non solo ha previsto interventi a francobollo dove ci dovrebbero essere esenzioni, ma chiede anche a questo Parlamento che la Giunta, con altra sua delibera, possa stabilire se l'uscio di casa mia può usufruire della ZES. E allora, Presidente, se quest'articolo lei lo mette in votazione, va bene, non c'è nessuna intesa per quanto mi riguarda, ma anche su quelle che possono essere ragionamenti della conferenza dei capigruppo. Glielo dico prima per correttezza. Su questo articolo, per quanto mi riguarda, finisce qualunque tipo di collaborazione, anche ai fini di agevolare il lavoro d'Aula. Quindi ci tengo a precisarlo, perché mi sento preso in giro per l'ennesima volta da parte dell'assessore Dagnino. Non solo, ma c'è stato un appello ben preciso dell'Associazione Siciliana degli Industriali, che ha detto chiaramente, a seguito della carenza di risorse nazionali, già abbiamo subito un danno di oltre 200 milioni di euro per investimenti già fatti nel 2025. Quindi, su quella che è già la norma nazionale, io ho chiesto al Governo di utilizzare la norma nazionale e mettere risorse regionali senza inventarsi nuove procedure, fino alla concorrenza del tetto massimo previsto dalla Carta degli aiuti. Una cosa semplice e banale, in modo tale che questa regione, la regione siciliana, si possa distinguere rispetto alle altre regioni del meridione, dove si lancia un principio: chi viene a investire in Sicilia, a prescindere da quello che è il plafond nazionale delle risorse, la regione siciliana mette una sua somma. Onorevole, aspetti, c'è un errore forse. Assessore Dagnino, l'emendamento di cui l'onorevole De Luca sta parlando è quello che lei ha concordato con anche l'onorevole De Luca o no? Aspetti un attimo, altra domanda, assessore Dagnino. La domanda è questa: noi avevamo detto che questa riscrittura dovesse essere condivisa.
Condivisa non significa che se io sono convinto che c'è scritto qualcosa che abbiamo stabilito assieme, poi mi ritrovi una cosa che non c'entra nulla con quello di cui noi abbiamo concordato. Se ancora lei non l'ha depositata, stiamo parlando di due cose differenti. Se invece lei l'ha depositata, è chiaro che le dica che è inutile qualsiasi genere di interlocuzioni anche con la Presidenza per avere mediazioni con le opposizioni affinché si condividano le riscritture. Perché se nella riscrittura poi facciamo sempre tutto, fate tutto senza considerare quelli che sono i suggerimenti da parte delle opposizioni, allora capisce bene che ci mettiamo tutti in forte difficoltà. Prego, scusi onorevole De Luca. Prego, io le dico di non rimanga lì, ma le dico di interrompere il suo intervento perché vorrei capire che cosa sta accadendo. L'intervento è prematuro, nel senso che il governo non ha ancora depositato la riscrittura, ok? C'è stato uno scambio di messaggi a cui è arrivata una risposta mentre io mi stavo occupando dell'articolo precedente, poiché ancora il dono dell'ubiquità non mi è stato concesso. Se il Presidente, che chiede giustamente una riscrittura degli articoli, mi dà la cortesia, mi dà degli spazi minimi di tempo per poter trovare un'intesa che non sia tramite WhatsApp durante i lavori d'Aula mentre faccio altre quattro cose. Assessore, aspetti, se no qua creiamo un cortocircuito grande quanto una casa. Per carità. Allora, lei esattamente qui dietro, 10 minuti fa, mi ha detto che aveva già pronta la riscrittura dell'articolo 4. Lei mi ha detto di andare all'articolo 4 perché aveva condiviso questa riscrittura. Se ora lei sta dicendo una cosa differente, mi guardi negli occhi e mi dica sto dicendo una cosa differente. Perché qui c'è grande collaborazione, ma non siamo di un paese differente, quindi siamo tutti dello stesso paese. Mi dica, Assessore, cosa vuole dire? La collaborazione è reciproca, come ho detto un momento fa. Avevo preparato questa riscrittura che ritenevo fosse condivisa perché recepiva degli emendamenti. Mentre mi occupavo del precedente articolo, non avevo letto ancora la risposta dell'onorevole De Luca, quindi confidavo che fosse condivisa. L'ho letta adesso mentre lui interveniva, quindi ritenevo che ci fosse pronta la riscrittura, sulla quale però registro adesso la risposta negativa, perché gli accordi dovrebbero essere fatti un momento sedendosi. Io non ho avuto materialmente il tempo di sedersi, ma non imputo, ci mancherebbe nulla alla Presidente. Confermo quello che le ho detto, errore mio che mentre parlavo prima non ho letto la risposta dell'onorevole De Luca. E allora, siccome io al testo ora come ora ho soltanto riscritture, e le riscritture non si scrivono da sole, aspetti onorevole De Luca, se no... No, l'ho capito. Siccome qui le riscritture non si scrivono da sole, io convoco una conferenza dei capigruppo. Se lei queste riscritture è nelle condizioni di poterle fornire stasera, bene, se no la Presidenza d'Imperio deve stralciare anche le prime 24 norme, perché così non si può andare avanti. La seduta è sospesa.